Neonato abbandonato a Rosolina, ai nostri microfoni, l'infermiera che per prima ha accudito il piccolo e che ha scritto una commovente lettera a corso solidale per l'adozione del bimbo che sta bene. Un po' una presenza sempre più preoccupante di FAS, la Regione Veneto porta la documentazione alla Procura della Repubblica con un esposto. Definitivamente sgominata dalla polizia una banda di pericolosi predoni albanesi responsabili di 66 colpi in abitazione tra Pordenonese e Trevigiano, 2 milioni di euro razziati, anche lingotti d'oro. Riforma della legittima difesa, il capo dello Stato Sergio Mattarella firma la legge ma sottolinea la sicurezza dei cittadini e la responsabilità dello Stato. Zaia dice una vittoria. Un ex consigliere comunale della Lega e un militante di Casa Pound aggrediti nella notte a Padova e pestati da alcuni coetanei mentre erano in un locale. È morto nella notte a 64 anni Mario Tremonti, il sindaco di Lorenzago di Cadore, vinto da una lunga malattia. Era stato lui a ricevere Giovanni Paolo II nell'87 nel paese diventato meta dei pontefici. A Padova l'incredibile vicenda di una ragazza appena laureata che però si è vista annullare la maturità dopo una lunga e travagliata vicenda giudiziaria. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben trovati, l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Dunque in primo piano la storia di Giorgio, il piccolo neonato che è stato appunto salvato, l'abbiamo raccontato 2 giorni fa a Rosolina, trovato abbandonato in un borsone vicino al cimitero di Rosolina, e la storia di Giorgia, l'infermiera che lo ha accudito, che di fatto gli ha dato il nome, una storia a lieto fine, mentre scatta la corsa solidale per questo bambino che sta bene. Allora ai nostri microfoni proprio Giorgia, l'infermiera, che gli ha scritto anche una commovente lettera che sta commuovendo il web in queste ore, una squadra, l'equipe che è riuscita a riportare in vita, diciamo così, un bimbo che era vicino alla morte. Caro Giorgio, mi piacerebbe che un giorno lontano qualcuno possa farti leggere questa lettera. Avevi i piedini e le manine gelate, abbiamo alzato il riscaldamento al massimo, mentre Marco ripartiva ti ho preso in braccio e ti ho posato al mio petto. L'ho scritta perché mi piacerebbe molto che un giorno Giorgio mi conoscesse. Queste parole forse il piccolo Giorgio le potrà rileggere quando sarà grande, così potrà conoscere la persona che lo ha preso in braccio, riscaldato, salvandogli la vita, la persona da cui ha ricevuto il nome. Giorgia Cavallaro è l'infermiera che insieme ad altri 2 medici era in servizio al pronto soccorso della casa di cura Madonna della Salute di Portoviro la mattina in cui il piccolo Giorgio, a poche ore dalla nascita, è stato abbandonato in un borsone da tennis fuori dal cimitero di Rosolina. La paura e l'orrore perché all'inizio sembrava che il neonato fosse morto, poi la gioia e la speranza quando invece ha iniziato a piangere. L'ho portato immediatamente in ambulanza e lì ho fatto la prima valutazione facendogli l'indice di Apgar che era assolutamente ottimale. Il bambino era ancora un po' umido, quindi l'abbiamo asciugato, l'abbiamo messo in un lenzuolo sterile, gli abbiamo clampato il cordone ombelicale. Un esserino piccolo ma con una forza enorme, riscaldato, coperto e accarezzato da Giorgia, si è aggrappato alla vita e oggi sbatte i suoi piedini dentro la culla nel reparto di pediatria dell'ospedale di Rovigo. Giorgia, 35 anni, sa che quel piccolo fagottino è entrato in modo così rocambolesco nel suo cuore e vi rimarrà per sempre. Lei vorrebbe adottarlo, ma sono molte le persone che già stanno facendo richiesta. È un complimento che va fatto al sistema sanitario nostro, della nostra regione, del nostro Polesine, dei nostri operatori che anche in una situazione così eccezionale hanno dimostrato un'altissima professionalità. Una domanda su tutte che non ha risposta: come si fa ad abbandonare un bimbo così piccolo a poche ore dal parto? Ma per questo neonato, a cui qualcuno voleva negare l'amore di una famiglia, invece si potrebbe trovare presto una mamma e un papà pronti a prendersi cura di lui. Lui, un piccolo miracolo, salvato anche dalla guida da Formula 1 di Marco Marangon. Quando ho acceso le sirene da Rosolina per recarmi all'ospedale di Adria con il bimbo, mi hanno detto: guarda, hai acceso le sirene, ha fatto un sussulto come per diciamo svegliato ancora di più su quello che era l'accaduto, ecco. E sono stato, fra parentesi, contento. E mentre Giorgio riceve amore, coccole e cure, i carabinieri stanno proseguendo le indagini per identificare la madre. Incontrarti in un futuro, sarebbe bello vedere come sei diventato. Ti auguro di diventare un uomo con dei valori positivi,
uno disposto a qualunque sacrificio per proteggere il proprio bambino. Ciao Giorgio. Una storia a lieto fine che sta, dicevamo, commuovendo davvero tutti in Veneto e non solo, a una storia che prosegue delle vicende inquietanti dei FAS, come inquietanti sono i livelli preoccupanti riscontrati nel Po. E allora la Regione Veneto porta la documentazione alla Procura. Sui PFAS è necessario un intervento corale ed è necessario fare presto. Gioca una nuova carta la Regione Veneto, che la prossima settimana presenterà alla Procura della Repubblica i dati degli ultimi rilevamenti compiuti nelle acque del Po. I risultati sono tristemente noti. Presenza di PFAS nelle acque in quantità di 100 volte superiori a quelle riscontrate nelle zone inquinate della provincia di Vicenza per il C604, PFAS di nuova generazione, quantità di quasi 2000 volte superiori. Una lotta contro i mulini a vento, quella che sta combattendo il Veneto, perché è limitata al singolo territorio regionale. Per questo, come ribadito più volte dal presidente del Veneto Zaia, è necessario un intervento con limiti nazionali. Di pochi giorni fa l'allarme inviato a tutte le regioni lungo l'asta del Po, adesso la richiesta di un intervento da parte della magistratura. È nostro preciso dovere, puntualizza il commissario delegato Nicola Dell'Acqua, perché nessuno minimizza quanto è accaduto, ma non ci si può bendare gli occhi davanti a ulteriori tipi di inquinamento. Adesso una notizia di cronaca, apriamo la pagina della cronaca e lo facciamo con il grave incidente, lo leggiamo dal sito del Gazzettino Online, il grave incidente che si è verificato poco prima delle 17 a Chioggia, sul ponte translagunare tra Valli e Chioggia, alle 16:45 un camion è uscito di strada e si è rovesciato, provocando un incidente che ha visto coinvolti almeno altri 2 veicoli in transito. In questo momento c'è caos ovviamente in Romea, sul posto le forze dell'ordine, 2 ambulanze, 2 elicotteri del 118, i vigili del fuoco con 2 squadre e l'autogru di Mestre, un'auto completamente distrutta, la conducente pare sia molto grave e la strada Romea è bloccata in entrambi i sensi di marcia. La pioggia rende difficili i soccorsi, ovviamente vi aggiorneremo su questa notizia di cronaca con questo incidente avvenuto poco prima delle 17 sul ponte translagunare di Chioggia. Ancora la cronaca, ma questa volta è un'operazione della polizia che parte da Pordenone ma si sviluppa anche e soprattutto nella Marca trevigiana. Molti dei colpi infatti di una banda di predoni erano avvenuti nella Marca trevigiana, armati e pericolosi questi predoni e con un bottino milionario. Determinati, pronti a tutto, anche ad usare le armi. Sono 3 gli albanesi arrestati dalla squadra mobile di Pordenone, accusati di aver messo a segno ben 66 colpi. 2 le basi logistiche, tutte nella Marca, una a Treviso in città, la seconda a Conegliano. Le indagini erano partite dopo il periodo natalizio, quando si era verificata un'escalation di furti in ville ed abitazioni. A fine febbraio la prima tranche di questa operazione con le manette agli albanesi. Allora, loro erano stati già arrestati il 21 febbraio nella prima tranche, questa adesso erano ancora detenuti e la seconda tranche abbiamo quindi eseguito questo secondo, tra virgolette, arresto, questa seconda ordinanza di custodia per altri 33 fatti reato nuovi accertati. Insomma, indagini che sono continuate ed hanno portato agli investigatori ad accertare altri 33 colpi. Di questi nel Trevigiano sono stati messi a segno nel Coneglianese, Mareno di Piave, Susegana, Vittorio Veneto, Gaiarina e Codognè. Accertati circa 2 milioni di euro di illeciti introiti tra denaro in contante, gioielli, orologi, ma anche lingotti in oro. Dalle ville la banda prelevava le cassaforti che portava poi nelle basi logistiche trevigiane per scardinarle. Molti preziosi sono stati recuperati dalla polizia. Stiamo procedendo alla restituzione ai legittimi proprietari, benché avessimo individuato anche un canale di trasferimento dei gioielli e dei preziosi dal nord-est verso l'Albania. Ma i 3 malviventi avevano a disposizione anche delle armi rubate in alcune abitazioni, alcune sono state trovate, una pistola e 3 fucili. Mancano appello ancora 2 pistole e non escludiamo che potremmo recuperare anche ancora gioielli furtiva che non sono stati trasferiti all'estero. Una banda pericolosa e pronta a tutto.
Come ha sottolineato lo stesso giudice nell'odierna ordinanza, si parla appunto di compulsività criminale, di pericolosità data dalla determinazione di questi soggetti, non solo nella commissione dei furti, ma anche laddove fossero incappati nei proprietari o anche nelle forze dell'ordine. Intanto sul tema sicurezza, la legittima difesa, la riforma della legittima difesa è legge, il Capo dello Stato l'ha promulgata, facendo però alcuni rilievi con una nota alle Camere. Una buona notizia comunque per il Presidente Zaia, che apre, dice il Governatore, un nuovo corso. Legittima difesa, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la nuova legge fortemente sollecitata dalla classe politica e dall'opinione pubblica del Veneto. Provvedimento a lungo dibattuto, da un lato criticato, dall'altro invocato da vittime di rapine rimaste poi invischiate in processi a loro carico, come l'ormai ex tabaccaio di Civedi Correzzola nel Padovano, Franco Birolo, che 7 anni fa esatti, il 26 aprile del 2012, sparò e uccise un ladro nel suo negozio, vedendosi poi chiedere un maxi risarcimento dalla famiglia del malvivente. La promulgazione di questa legge è una vittoria per tante vittime come me, commenta Birolo. Si apre un nuovo corso, secondo il Presidente della Regione Luca Zaia, che parla di buona notizia. Assolutamente sì, finisce quell'iter e rende esecutiva operativa questa legge, che è un impegno concreto preso con i cittadini, quindi ha fatto bene Matteo Salvini a crederci fino in fondo e a portarla a termine, quindi oggi i cittadini sanno che sul banco degli imputati non ci va più l'aggredito, ma ci avrà l'aggressore. Il Capo dello Stato ha tuttavia inviato alle Camere una lettera contenente dei rilievi. La nuova normativa non indebolisce né attenua la primaria ed esclusiva responsabilità dello Stato nella tutela dell'incolumità e della sicurezza dei cittadini, esercitata e assicurata attraverso l'azione generosa ed efficace delle forze di polizia, scrive Mattarella, che si sofferma anche sul tema del concetto di grave turbamento, che non può essere invocato soggettivamente, ma va riconosciuto oggettivamente. La legge è promulgata e quindi è legge dello Stato. I rilievi infatti sono rilievi ovviamente rispetto, sono a corredo, sono rilievi per dire che comunque la legge lo conferma la legge stessa, non è una legge che vuole istituire un popolo di pistoleri o mandare i cittadini a letto con una pistola sul comodino, ma la verità è che se una persona viene aggredita può finalmente difendersi senza temere di finire sul banco degli imputati. Ancora la cronaca, per parlare di politica e tensione che sfocia nella cronaca. A Padova il pestaggio di un ex consigliere comunale della Lega, un militante di Casa Pound, nella notte. Aggrediti al grido di fascisti, fascisti, le celebrazioni del 25 aprile a Padova hanno avuto tristi strascichi sul fronte della cronaca. Nella notte l'ex consigliere comunale della lista Bitonci sindaco Nicolò Calore e il referente di Casa Pound Padova sarebbero stati circondati, insultati e aggrediti da un gruppo di antagonisti mentre si trovavano all'interno di un locale del ghetto in via Gritti in pieno centro storico. I due intorno a l'una di notte erano insieme ad una ragazza, anche lei offesa dal gruppo, quando sono stati riconosciuti da alcuni ragazzi che passavano in quel momento. Una decina di persone, secondo quanto riferiscono i testimoni. Prima sono volati gli insulti, poi anche questa sedia usata per colpire Calore e l'esponente di Casa Pound, che avrebbe riportato una ferita all'orecchio. In una nota proprio Casa Pound smentisce la ferita, ma parla di una chiara intimidazione rivolta al militante. Sull'episodio è intervenuto anche il senatore padovano della Lega Andrea Ostellari, che parla di grave episodio in una città come Padova, che da sempre si proclama città libera. Padova, i padovani non possono più permettersi episodi di questo tipo, vanno condannati e mi attendo da tutti una condanna ovviamente unanime, forte, verso quello che è accaduto ieri sera. Un'aggressione di chiara matrice politica, gli insulti sono stati sentiti da molti testimoni all'interno del locale e dallo stesso gestore, che ha chiamato la polizia. Le indagini sono state affidate alla Digos, un'escalation di violenza inaccettabile messa in atto da chi normalmente predica la tolleranza. Questo è il commento del governatore Luca Zaia, che ha espresso la solidarietà ai due feriti, condannando l'episodio avvenuto a Padova e anche l'attentato alla sede della Lega a Casoria. Dispiace che un fatto come questo sia avvenuto dopo le celebrazioni del 25 aprile, ha detto il sindaco di Padova Sergio Giordani, auspicando che i responsabili vengano identificati presto. Rappresenta le istituzioni, deve garantire il rispetto delle regole. E in questo ovviamente stanno anche tutte le dichiarazioni che si fanno pubblicamente. Paola Ghidoni, europarlamentare della Lega, invece ha annunciato una passeggiata di solidarietà in ghetto a Padova per sabato 4 maggio.
Ancora aggressioni, ma questa volta parliamo del baby gang che ha terrorizzato le ultime settimane tra Centro Storico di Venezia e terraferma Mestrina. Scattano i primi provvedimenti da parte della Questura. Sono soprattutto mestrini, destinatari delle misure di prevenzione messe in campo dal questore per fronteggiare il fenomeno baby gang. 10, cui si aggiungono un veneziano e un trevigiano, a cui è stato notificato un foglio di via che gli impedirà di tornare in laguna pena l'arresto. Tutti maggiorenni, al di sotto dei 20 anni. Per uno c'è la sorveglianza speciale che durerà 2 anni. Sono dei provvedimenti, tra virgolette, di prevenzione estremamente pesanti. Nel senso che in particolare la sorveglianza speciale non è bere un bicchiere d'acqua e non è neanche uno schiaffetto, perché è fortemente limitativa della libertà personale, nel senso che il sorvegliato speciale deve stare a casa dalle 10 della sera alle 7 del mattino successivo, e se non rispetta questo obbligo viene arrestato e portato in carcere immediatamente. E l'altro tema è che non può frequentare soggetti pregiudicati. È stato il provvedimento di polizia adottato nei confronti di Felice Magnello 30 anni fa. Quindi non uno sbarbattello, un capo criminale. Per gli altri il provvedimento è diverso, ma non meno incisivo. 11 avvisi orali, che è il livello immediatamente precedente alla sorveglianza speciale. Diciamo, se la sorveglianza speciale è il cartellino rosso in termini calcistici, l'avviso orale è il cartellino giallo, ma con effetti, nel senso che questi si troveranno per tutta la vita segnati di aver avuto un provvedimento di polizia pesante. Mentre le attività della magistratura proseguono. Eppure molti commenti dei cittadini sui social non sembrano aver apprezzato i provvedimenti che sono stati definiti troppo morbidi da qualcuno. Stiamo parlando di atti vandalici, stiamo parlando di piccole rapine, stiamo parlando cioè di quei fenomeni che creano un grande allarme sociale, perché chiaramente il fatto che questi picchino immotivatamente ha creato un allarme sociale su cui tutti noi siamo preoccupati, e abbiamo operato, insomma, in questi mesi con misure di prevenzione, con attività investigativa, con tutto quello che era nella nostra disponibilità di fare. Pochi istanti di pubblicità e torniamo subito. Rieccoci in diretta. L'edizione del Veneto dei nostri telegiornali riparte da un grave lutto nel mondo dell'arte per la scomparsa la scorsa notte di Guido Sgaravati, nato ad Abano Terme l'8 giugno di 94 anni fa. L'artista fu allievo di Manzù, frequentò gli studi dell'Accademia delle Belle Arti di Venezia dopo una laurea in giurisprudenza, compagno di università fra gli altri di Giorgio Napolitano. Di lui si ricorda lo spessore culturale e filosofico che lo portò a parlare molte lingue e a tradurre dal sanscrito scritti del filosofo Patanjali, nato 400 anni prima di Cristo. Ancora da stabilire la data dei funerali, che si terranno nella chiesa di Monticelli, non lontano da Arquà Petrarca. E un altro lutto invece nel Bellunese e nella comunità di Lorenzago di Cadore, perché nella notte si è spento il sindaco di Lorenzago di Cadore, Mario Tremonti, vinto da una lunga malattia. Era stato lui a ricevere Giovanni Paolo II nel 1987 nel paese, è diventato poi meta di un altro pontefice, Benedetto XVI. C'è un'emozione continua, perenne, indelebile. Lui è venuto nell'87 la prima volta e ci ha lasciato tutti entusiasti, gioiosi, e questo segno di pace che lui continuava a lanciare è ancora nell'aria da noi, insomma, ecco. Lo chiamavano il sindaco dei papi, lui che oltre 30 anni fa aveva accolto Karol Wojtyla per la prima volta in quella Lorenzago di Cadore diventata meta più volte dei soggiorni di Giovanni Paolo II e di un'altra visita storica, quella di Benedetto XVI. Anche grazie a lui, a Mario Tremonti, Lorenzago era finita sulla mappa di quei comuni che salgono alla ribalta nazionale.
Una vita da amministratore pieno di passione che ha dovuto arrendersi la scorsa notte a un male implacabile. Ci lottava da 2 anni il sindaco 64enne, ma questo non gli aveva impedito di compiere fino all'ultimo il suo dovere di guida della comunità. L'ultima volta l'ho sentito qualche mese fa, a gennaio, quando mi aveva fatto appunto una richiesta e mi chiamava dal municipio, quindi io penso che finché ha avuto le forze per essere lì nel suo studio lo ha fatto, quindi lascerà un vuoto grandissimo in tutta la comunità ovviamente di Lorenzago, ma anche in tutta la provincia di Belluno, perché di amministratori così ce ne vorrebbero tanti. Il presidente della provincia Padrina è stato uno dei primi stamane a mandare un messaggio di cordoglio alla famiglia, all'intera cittadinanza e all'amministrazione, retta ora dal vice sindaco Paolo Rocchi. Tremonti, nativo di Pieve di Cadore, stava per concludere il suo 5º mandato da sindaco, il 3º consecutivo. Ha lasciato un grandissimo segno, una persona sempre determinata, proprio con una grande passione per l'amministrazione civica. Penso che siano valori questi che devono essere insegnati per chi si mette con un impegno a servizio dei propri cittadini. Ecco. Su tutto resterà la sua caparbietà nel portare nel suo territorio l'amato Karol Wojtyla e il riconoscimento di Lorenzago capitale mondiale della pace nel 2011. Giovanni Paolo II, Benedetto XVI, all'appello mancava solo Francesco. A lungo il sindaco ha sperato di poter vedere l'attuale pontefice diventare il 3° papa nella sua comunità. Il male gli ha impedito di vederlo in futuro. Lui che nel 1987 aveva aperto la via. Una vicenda incredibile che riguarda una ragazza di Padova, fresca di laurea, che però si è vista annullare la maturità dopo una lunga e travagliata vicenda giudiziaria. Uno degli incubi più ricorrenti degli studenti è quello di rivivere il momento degli esami, qualunque essi siano, dalla maturità all'università. Ebbene, quanto accaduto ad una 26enne padovana dell'incredibile e purtroppo non è solo un brutto sogno che può essere interrotto dal suono della sveglia. Sembra una storia tratta da un film. La giovane, laureata lo scorso ottobre all'Università di Padova in filosofia, dopo 6 anni si è vista annullare la maturità. La mia assistita aveva frequentato un istituto paritario riconosciuto, per cui aveva recuperato gli anni scolastici, aveva fatto 2 anni in uno, e il Ministero, l'Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia, aveva annullato l'ammissione alla classe quinta. Il TAR del Friuli Venezia Giulia, a cui noi avevamo fatto ricorso, aveva accolto il nostro ricorso, per cui poi la signora ha regolarmente frequentato la classe quinta, ha ottenuto il diploma di maturità e poi si è anche laureata. Quanto accaduto è paradossale, dice l'avvocato che sta difendendo la ragazza. Pronto il ricorso al Consiglio di Stato del Tribunale del Friuli Venezia Giulia per chiedere che la sentenza venga annullata. C'è un ulteriore paradosso nel paradosso, perché questa sentenza è stata pronunciata in assenza di contraddittorio, nel senso che a me non è stato notificato l'avviso di fissazione dell'udienza, quindi noi non abbiamo potuto comparire in udienza e difenderci. I fatti si sono svolti a Pordenone e riguardano il periodo di studi in un istituto paritario ora chiuso a seguito di vicende giudiziarie che hanno coinvolto il preside. La ragazza, che abita a Sarmeola di Rubano, vuole rimanere anonima, ma è rimasta profondamente sconvolta dalla vicenda che ha appreso dai giornali. Qualunque cosa dovesse succedere, noi siamo pronti a dare battaglia, anche andare alla Corte di Giustizia o alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo se serve, perché questo veramente è un caso paradossale di mala giustizia. Siamo in chiusura, vi ricordo 20:10 dopo il telegiornale di Treviso, parleremo di politiche europee, tanta la carne al fuoco anche viste le notizie di oggi. Avremo Carlo Calenda, candidato del PD, Siamo Europei, capolista a Nord-Est, ex ministro del sviluppo economico, e avremo Gian Antonio Darè, candidato della Lega, sempre alle europee. E adesso le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Tempo in genere buono sulle nostre regioni, anche se non sarà da escludere una lieve instabilità sui monti. Ma vediamo il dettaglio di sabato 27 aprile. Sul Veneto sarà ampiamente soleggiato, con cielo al massimo poco nuvoloso. Dal pomeriggio però sarà possibile qualche rovescio o temporale, specie sui rilievi del Bellunese. Temperature minime tra 5 e 11 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 17 e 21 gradi.
Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, dove sarà inizialmente bel tempo con tanto sole dappertutto, ma anche in questo caso col passare delle ore sarà possibile qualche piovasco sulle Alpi, in locale sconfinamento anche alle pianure limitrofe. Temperature minime tra 10 e 12 gradi, massime tra 15 e 19 gradi. E raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato. Il cielo si presenterà con poche nubi a carattere sparso, salvo per isolati rovesci pomeridiani sui settori alpini di confine. Temperature minime tra 6 e 7 gradi, massime comprese invece tra 21 e 22 gradi, dunque molto gradevoli. Dal meteo per ora è tutto, io vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.